E voaltri frus? Voleso provare a fare con no doi piei panin su nevore originali pal nostro amici team? Allora, scominci! C'è che al covente, un panin taront al latte, un würstel picciul, une carote picciule, une o dos ulivis neris, formati a fetuti starondis, per sud quet qualche fetute di pomodoruz. Mi raccomandi, partaia il pan e che gli altri ingredienti, domandai a un gran di judaus. Scomencin. Tagliai tarondellis il würstel, an coventi in dos. Lavait e spelait la carote e tagliait le a strichis finis, an coventi in dos. Impirait ogni rondelle di würstel con un bastonut di carote e mettetele sulla parte superiore del panin, così. Con un curtis, tagliate a metà il panin. Tagliate qualche fette taronde di formaggi e faset 2 cerclus più piccoli dai würstel. Taccate i cerclus di formaggi sui boccognus di würstel. Per finì, tagliate tarondellis anche gli ulivis neris e fasetlis aderì al formaggi. In queste maniere saranno pronti i voglus dal crot. In te metà base dal panin, mettete qualche fetute di pomodoruz, 3 fetis di formaggi, 2 fetis di persut. In bande, tagliate con gli sfuarpis une stricute di persut quet, per formare 2 pontis e creare la lenghe dal crot. Il vostro panin a forme di crot è pronto per maravigliare anche si ortin. Per fare une tartine a forme di cius, non scoventi, une fette di pan cassette, calè che il pan tut squadrat che per solit si dopre per fare i toast o gli tartinis. Un pomodorut, paste di ulivis neris, une fette di salam unghiares, une carote. Mi raccomandi, prima di scominciare, fasezzi aiutare di un gran per tagliare il pan e tutti gli ingredienti. Scominci. Chiolete une fette di pan e tagliate le bande superiori con gli sfuarpis di cucina o con un curtis e formate une forme triangolari, così. In bande, tagliate il pomodorut, fasetelo disgottare e tagliatelo a metà. Poi avete le 2 metà dal pomodorut in te parte superiore de fette di pan, con la parte starongiata verso l'alto per fare doi voi. Mettete une ponte di sedonute di paste di ulivis neris al centro di ogni pomodorut per disegnare la pipine dal voli. In bande tagliate a metà la fetta di salam unghiarese. Se volete potete scegliere anche un altro salum, ma avvisate che varrà di essi grande come il salam unghiarese. Mettete le 2 metà dal salam sulla parte ciampe e sulla parte dritta de fette di pan, con gli sbandi starondi verso il centro de fette dal pan, per farli salis. Così. In bande, pelate e tagliate la carota a rondellis partendo da parti più grosse. Non si incomenti in 3. Per ogni rondelle fate forme triangolari di stesse grandezze. Poi avete un triangolo subito sotto voi, con la spiccia verso il basso per fare il bec, e che gli altri 2 triangoli, sempre con gli spicci verso il basso, ai base de fette di pan, per farli sciatuttis. Vecca la vostra tartine a forme di cius.